Sono mesi di lavoro che hanno interessato molte scuole dei nostri comuni, non solo dei 34 comuni consorziati BIM, ma di quasi tutta la provincia. In tutto sono stati 420 gli studenti delle scuole medie ed elementari che hanno partecipato alla 22esima edizione del concorso Uomo, Energia e Ambiente nella storia, la Grande Guerra in casa. Nella sede del consorzio BIM Piave a Pieve di Soligo è il momento delle premiazioni. Erano tutti lavori molto belli. Alla fine abbiamo cercato di premiare, tenendo alcuni parametri ben fissi, l'originalità della ricerca e anche alle volte l'originalità con cui appunto venivano proposti i risultati della ricerca stessa. 2 menzioni speciali alla quinta della primaria Negrisia di Ponte di Piave e alla quarta e quinta della primaria Manzoni di Vittorio Veneto e poi premi a salire in classifica a classi della secondaria di primo grado Zanella di Farra di Soligo, di San Vendemmiano e Casteller di Paese, della primaria Pascoli di Vittorio Veneto e infine il primo premio alle seconde A, B e C della secondaria di primo grado Galilei di Breda di Piave, con un lavoro sui caduti del paese attraverso una ricerca passata anche per l'Archivio di Stato. Si sono identificati nei soldati e hanno dato voce attraverso una pagina di lettera, di diario, di biografia. È interessante conoscere la vita dei soldati, le loro condizioni e com'era sul fronte e la verità, perché rispetto a come si pensava veramente all'inizio.